Va in carcere l'ex sindaco di Lampedusa Bernardino De Rubeis. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per induzione indebita a dare o promettere utilità relativa ad una vicenda di tangenti che De Rubeis avrebbe preteso da imprenditori che vantavano crediti con il comune di Lampedusa e per la concessione di una licenza edilizia per costruire un complesso alberghiero. L'ex primo cittadino dell'isola dovrà scontare 6 anni e 9 mesi, pena leggermente ridotta rispetto a quella che era stata decisa dalla Corte d'Appello, che aveva accolto le richieste dell'allora sostituto procuratore generale Luigi Patronaggio, che ora ricopre il ruolo di procuratore della Repubblica di Agrigento. L'inchiesta, che fu coordinata dall'ex procuratore aggiunto Ignazio Fonso, prese le mosse dalle denunce di alcuni imprenditori che da tempo vantavano crediti con il comune di Lampedusa, ai quali De Rubeis avrebbe chiesto le tangenti per la liquidazione delle somme dovute. De Rubeis martedì sera ha lasciato Lampedusa per raggiungere Agrigento. Questa mattina si è costituito al carcere Petrusa. L'ex sindaco, che il 17 luglio del 2009 per questi fatti fu arrestato e trascorse un mese in carcere, mese che sarà adesso defalcato dalla condanna, ha scritto su Facebook una sorta di poesia di addio alla sua Lampedusa. Ho scelto di lasciarti nel buio della notte, in modo silenzioso, prudente e rispettoso. Mi allontano da te, mia tanta amata isola di Lampedusa, con il cuore affranto e gli occhi pieni di lacrime. Scelgo di lasciarti per non arrecarti ulteriori sofferenze e sottoporti a futili strumentalizzazioni per causa mia. Ti lascio con la speranza che io possa rivederti presto. Semplicemente Dino.